Vogliamo aprire la Bibbia e leggere insieme nel libro più vecchio della Bibbia. Qual è? Giobbe. Giobbe è il libro più vecchio della Bibbia. Già prima che Mosè scrivesse il Pentateuco, diciamo, c'erano rotoli, questo libro di Giobbe. C'erano altri manoscritti. Gloria al Signore. Dio ha sempre mantenuto una traccia del suo rapporto con l'uomo e grazie a Dio per ciò che è scritto, per ciò che è stato tramandato fino ad oggi possiamo affermare, come dice Gesù, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai, vero? Alleluia. Giobbe capitolo 23, leggeremo dal primo verso. A Dio sia la gloria. Avete trovato? Capitolo 23, Giobbe. Allora Giobbe rispose e disse: anche oggi il mio lamento è una rivolta, per quanto io cerchi di contenere il mio gemito. Oh, sapessi dove trovarlo, potessi arrivare fino al suo trono. Esporrei la mia causa davanti a lui, riempirei di argomenti la mia bocca, saprei quello che mi risponderebbe e capirei quello che avrebbe da dirmi. Contenderebbe egli con me, con la sua grande potenza? No. Invece mi presterebbe attenzione. Là troverebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei assolto per sempre dal mio giudice. Ma ecco, se vado a oriente egli non c'è, se a occidente non lo trovo, se a settentrione quando vi opera io non lo vedo, egli si nasconde nel meridione, io non lo scorgo, ma la via che io percorro egli la conosce. Se mi mettessi alla prova ne uscirei come loro. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme, mi sono tenuto sulla via senza deviare. Non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra, ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca, ma la sua decisione è una. Chi lo farà cambiare? Quello che egli desidera lo fa, egli eseguirà quello che di me ha decretato e di cose come queste ne ha molte in mente. Perciò davanti a lui io sono atterrito. Quando ci penso ho paura di lui. Il Dio mi ha tolto il coraggio. L'Onnipotente mi ha spaventato. Questo mi annienta, non le tenebre, non la fitta oscurità che mi ricopre. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, che ci parla di un uomo provato in un modo forte. Alleluia, un uomo che la scrittura stessa definisce un uomo retto, un uomo giusto, un uomo che serviva a Dio fino a quel momento, era per il Signore, aveva un cuore per il Signore, era di esempio per tanti. E tutto è inizio dal primo capitolo, no? E ci descrive un po' chi era Giobbe, il prologo. C'era nel paese di Uz, sto leggendo nel primo capitolo, un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva il Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e fare un banchetto, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando la serie dei giorni di banchetto era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si alzava di buon mattino, offriva un olocausto per ciascuno di loro,
perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato il Dio nel loro cuore. Giobbe faceva sempre così. Un giorno accadde che i figli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e anche Satana venne in mezzo a loro. L'Eterno disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose all'Eterno: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. L'Eterno disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fugga il male. Satana rispose all'Eterno: è forse per nulla che Giobbe teme il Dio? Non lo hai circondato di un riparo lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. L'Eterno disse a Satana: ecco, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. Un'altra traduzione dice: non stendere la tua mano sulla sua vita, non toccare la sua vita. Un'altra traduzione dice: non toccare la sua anima. Gloria a Dio. Vedete quindi la storia di Giobbe, è un uomo integro, corretto. E in questo capitolo 23 che abbiamo letto, lui non fa altro che soffrire, prima di tutto perché non sa più gustare la presenza di Dio. Non riesce più a capire come si sta davanti a Dio. Sta soffrendo. È in un momento di sofferenza atroce. Forse mai avrebbe pensato che quello che gli è accaduto poteva accadere alla sua persona, perché, ripeto, era un uomo integro, serviva a Dio, faceva ciò che era nella volontà di Dio, e lui non fa altro che chiedersi perché. Perché? Non sa più dove è Dio. Oh, sapessi dove trovarlo, gli parlerei, potessi arrivare fino al suo trono. Gloria a Dio, perché noi possiamo andare al suo trono, vero? Alleluia, sappiamo dove trovare Dio, vero? Amen. Nonostante i nostri bisogni, i nostri problemi e le difficoltà più grandi della nostra vita, noi sappiamo dove trovare Dio. Alleluia. E dove troviamo Dio? Nei nostri bisogni, perché Lui c'è. Nei nostri problemi, nelle nostre delusioni, quando pieghiamo il nostro cuore, lo apriamo, lo cerchiamo con un cuore sincero, Dio c'è. Amen. Amen. Dio non si nasconde, ma si lascia trovare. Ma Giobbe non riusciva più a trovare la presenza di Dio. Era troppo condizionato dal vedersi in quella situazione. Oh, sapessi dove trovarlo, potessi arrivare al suo trono, esporrei la mia causa davanti a lui, riempirei di argomenti la mia bocca, gli parlerei, avrei le mie ragioni, no? Da esporre a Dio, e sicuramente sarei assolto da questa situazione che lui ha decretato per me. È un po' un Giobbe che deve cambiare. È vero che era integro, era giusto davanti a Dio, ma si appoggia troppo sulla sua giustizia. La parola di Dio ci rivela che non possiamo vantare la nostra giustizia, perché la nostra giustizia è come un panno sporco davanti a Dio. Amen. Dobbiamo appoggiarci e credere alla misericordia di Dio. Dobbiamo fare appello all'amore di Dio. Amen. Alla pietà di Dio, sì, alle compassioni di Dio, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Possiamo dire non siamo stati completamente distrutti. Amen. Ma le sue compassioni si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà.
Ma Giobbe si appoggiava sulla sua giustizia, non riusciva a comprendere il perché della sua situazione. Ci sembra di capire che Dio ha permesso che si trovasse in quella situazione. Alleluia, perché l'accusatore, Satana, l'accusatore dei figli di Dio, era lì davanti alla presenza di Dio e Dio diceva: hai visto il mio servo Giobbe come mi serve, come mi è fedele? E certo, gli hai dato tutto. Ha una casa, ha una bella famiglia, è ricco, è il più stimato. Tra gli orientali era il più grande degli uomini, addirittura, abbiamo letto. Togli tutto quello che tu gli hai dato, guarda come ti rinnegherà. Ebbene, Dio permette. Quando Dio permette qualcosa è perché Lui sa. Amen. E Dio sapeva che quell'intervento di Satana sarebbe stata un'ulteriore sconfitta per Satana. Amen. Perché egli conosce i suoi figli. Amen. Alleluia. Permette a Satana di intervenire nell'esistenza di Giobbe, perde tutto, perde i figli, le ricchezze che aveva, si ammala, gli viene un ulcere, è pieno di ulceri, soffre tanto, perde la casa, le ricchezze che aveva, la stima tra gli uomini, perde ogni cosa e si domanda perché. Riconosce che Dio può ogni cosa, è l'Onnipotente, è Lui che decreta ogni cosa, ma non si rende conto che deve imparare ad arrendersi. Amen. Deve imparare, e noi dobbiamo imparare a stare sotto la potente mano di Dio, ad accettare la sua volontà, ad avere fiducia in Dio, anche se non comprendiamo, anche se non vediamo. Amen. La nostra fiducia nel Signore non si deve basare su ciò che vediamo. Amen. Ma su ciò che non vediamo. Deve basarsi su quello che noi stessi abbiamo sperimentato, e noi abbiamo sperimentato l'amore di Dio nella nostra vita. Amen. Possiamo dire: Dio ci ama, Dio mi ama. Non so perché mi trovo in questa situazione, eppure Cristo ha dato la sua vita per me. Alleluia. Quando ero morto nei miei falli, nei miei peccati, Cristo ha avuto misericordia di me e mi ha salvato. Alleluia. Le cose cambiano nella vita. Può accadere l'impensabile. È vero? Giobbe non avrebbe mai pensato che vivesse quei momenti. Alleluia. Eppure è successo. Però alla fine della storia, e per comprendere meglio qual è il messaggio del libro di Giobbe, bisogna leggere dal primo capitolo fino alla fine. E proprio alla fine, alla conclusione, che Giobbe impara ad arrendersi al Signore. E lì poi viene benedetto dal Signore. Quando poi dice: Signore, tu sei Dio, fai quello che vuoi. Alleluia. Poi il Signore parla con lui, no? A un certo punto gli dice: Giobbe, ma dove eri tu quando io ho creato il cielo? Quando ho formato la terra? Ho chiesto consiglio a te? Non mi pare. Alleluia. Alla fine Giobbe riconosce, può dire davanti a Dio: le mie orecchie avevano sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti hanno visto. Amen. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Vedete, certe esperienze sono necessarie. Alleluia, perché a volte ci basiamo troppo sulla nostra giustizia, non facciamo che dire: io non merito. Perché io non merito quello che sto vivendo? Perché Dio non mi ascolta? Sono ragionamenti umani, comprensibili. Dio ci comprende, non ci giudica. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Ma soprattutto Dio non si nasconde. Amen. Alleluia. Voglio leggere con voi, condividere alcuni versi in Giovanni capitolo 1,
dal verso 35, subito dopo il battesimo di Gesù. È un esempio che mi è venuto così in cuore. Alleluia. Giovanni 1, dal verso 35. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con 2 dei suoi discepoli. E avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi 2 discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono e videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la 10ª ora. Dio non si nasconde. Amen. Alleluia. Quei 2 discepoli di Giovanni erano talmente stati attratti da Gesù che lo seguivano, andavano dietro a lui, incuriositi. Ma dove va? Dove va a dormire? Dove abita? Gesù si accorge di essere seguito e li affronta, no? Dice: ma che volete? Signore, maestro, noi vogliamo vedere dove abiti. Venite e vedrete dove abito. Il Signore non si nasconde. Amen. Amen. Alleluia. Quando anche nelle circostanze più atroci della nostra vita chiediamo al Signore: Signore, ma dove sei? Con un cuore trafitto, con un cuore a volte sanguinante, lo possiamo affermare. Alleluia. Dio si lascia trovare. Gesù è lì, viene col suo spirito nella tua vita e ti consola. Alleluia. Alleluia. Solo non vogliamo basarci sulla nostra giustizia, ma vogliamo fare appello all'amore di Dio, che sia in modo fattivo, concreto, manifestato. Egli ha dimostrato quanto ci ama donandoci il suo figliolo Gesù a morire sulla croce. E per quel sangue, Padre, per quel sangue, per il sangue di Gesù, io vengo a te. Non vengo a te basandomi sulla mia giustizia, sul mio servizio, sulla mia rettitudine, ma vengo a te per il sangue di Gesù, perché quel sangue mi parla di redenzione, di amore, di perdono, di comprensione, di riconciliazione. Amen. Alleluia. Oh, gloria a Dio. I pensieri di Dio a volte non li comprendiamo. E come Giobbe ci tormentiamo, ma perché? Alleluia, ricordiamo a Dio, tentiamo di ricordare a Dio la nostra giustizia, le cose che abbiamo fatto anche per Lui. Io non merito questo. Era questo il sentimento di Giobbe in quel momento. Voglio condividere con voi anche un altro verso in Geremia, capitolo 29, dal verso 11, dove Dio parla al suo popolo che è prigioniero. Anche il suo popolo prigioniero gridava a Lui. E anche il suo popolo in quel momento si chiedeva: ma perché? Perché? Cos'è successo? E Dio dice così: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno. Amen. Alleluia. Era una condizione anche quella del popolo grave, era prigioniero. Alleluia. Ma Dio con questa parola dà una speranza al suo popolo. Voi ritornerete a cercarmi, perché questa schiavitù, questa prigionia in Babilonia permetterà a voi di tornare a me con tutto il vostro cuore. E mi cercherete e mi troverete, e io mi lascerò trovare da voi,
Vogliamo fidarci del Signore. Amen. Alleluia. Il Signore può anche permettere al nemico di attaccare la nostra vita, ma vogliamo stare fermi nell'amore di Dio. Amen. Nelle promesse del Signore. Vogliamo stare fermi in Cristo Gesù, il Signore, il Figlio di Dio, il nostro Redentore e il nostro Salvatore. Amen. Amen. Alleluia. Ricordiamoci che Dio non si nasconde. Anzi, un altro passo della parola invita il profeta: venite, vieni, parliamo insieme, discutiamo insieme, parliamo. Alleluia. Dio accetta anche forse il nostro sfogo, accetta forse anche la nostra rabbia verso di Lui, forse abbiamo anche litigato con il Signore, no? Ma è sempre pronto il Signore a fare pace con noi. Alleluia, ricordiamoci, Dio non si nasconde. Oh, sapessi dove trovarlo. Giobbe in quel momento poteva trovare Dio, solo era troppo accecato da quello che era la sua perfezione. Era un uomo integro e giusto, ma gli mancava qualcosa, un cuore arreso a Dio, un cuore capace di accettare tutta la volontà di Dio. Alleluia. E allora solo quando accettiamo tutta la volontà di Dio possiamo affermare, come ha affermato Giobbe: le mie orecchie avevano sentito parlare di te. Forse sin da fanciullo ho sentito sempre parlare di te, ma adesso, Signore, proprio adesso i miei occhi stanno vedendo la tua gloria. Alleluia. E da quel momento è cambiata la vita di Giobbe. Gloria al Signore. Una bella storia, si conclude in un modo meraviglioso questa storia, e così come vorremmo che si concludesse anche la nostra storia. Amen. Alleluia. Se leggiamo l'ultimo capitolo 42 di Giobbe, proprio la conclusione, allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose, troppo alte, io non le conosco. Ti prego, ascoltami, io parlerò, io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Alleluia. Alleluia. Poi il Signore ha qualcosa da dire agli amici di Giobbe, che invece di consolarlo lo hanno di più affossato, no? E invita Giobbe a pregare per i suoi amici. Al versetto 10 leggiamo che quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che gli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che l'Eterno gli aveva fatto cadere addosso. E ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. L'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi. Ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 migliaia di buoi e 1.000 asini. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie, e chiamò la prima Colomba, la seconda Cassia e la terza Cornustibia. In tutto il paese non c'erano donne così belle come quelle di Giobbe, e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe dopo questo visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla 4ª generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Dio ci dia grazia che quando ritorniamo a Lui
possiamo anche noi morire sazi di giorni, ringraziando e benedicendo il Signore fino all'ultimo sospiro della nostra vita. Amen. Dio è buono, Dio non si nasconde, Dio si lascia trovare. Amen. Non poggiamoci sulla nostra giustizia, sto riassumendo, non poggiamoci sulla nostra giustizia, che è come un panno sporco davanti a Dio, ma appelliamoci all'amore di Dio, facciamo leva sulle compassioni, sulle sue compassioni, che non si sono ancora esaurite, ma si rinnovano ogni mattina proprio per noi. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Dio.